Siamo con Rosanna Filippin, segretaria regionale del PD, contro i tagli di bassa lega. Perché bassa lega? Questi tagli imposti dalla giunta Zaia al bilancio 2011. Siamo qui per dire no ai tagli di bassa lega, perché i tagli di bassa lega significano tagliare il sociale, tagliare il territorio, tagliare il lavoro e l'impresa. Questo governo della regione Zaia ha accettato senza combattere che al Veneto, quello del prima al Veneto, venissero tagliati 358 milioni di euro e questi 358 milioni di euro in meno significano meno servizi per tutti i cittadini, eppure parlano di federalismo. Ecco, federalismo non è una parola vuota, il federalismo deve essere risorse per i territori, risorse per gli enti, risorse per i comuni. In questo modo avremo la società giusta, solidale ed equa che noi vogliamo, ed è per questo che oggi siamo venuti qua in piazza, per dire che si può fare, noi siamo in condizioni di poterlo fare. Secondo te dalla manifestazione di oggi che cosa può partire? Può partire un PD a questo punto in prima linea in questo momento politico particolarmente difficile, anche, come hai detto tu, per le ristrettezze economiche del Veneto? Da questo momento partirà una grande campagna di mobilitazione del nostro partito. Chiediamo a tutti i nostri iscritti e a tutti i nostri simpatizzanti di andare nelle piazze, di andare nelle nostre città, di andare nelle nostre case a presentare le nostre proposte, a dimostrare con le nostre proposte che si può fare in un modo diverso, che si può davvero cambiare questa società, guardare verso il futuro, verso i giovani, cominciando da una distribuzione più equa delle risorse, dalla valorizzazione dei nostri comuni e dei nostri sindaci. Questo partito è un grande partito, deve avere il coraggio e la voglia di poterlo fare, di poterlo pensare.